modificare le regole relative al trasporto privato e pubblico. L'orientamento, annuncia il presidente Zaia, è concedere la capienza del 100% con l'obbligo di indossare la mascherina. E ospite al punto stampa la direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova, la dottoressa Liviana Dadalt, che ha parlato del rapporto tra bambini e coronavirus. E bufera sul porto di Venezia dopo che il comitato di gestione ha bocciato a sorpresa il bilancio consuntivo 2019. Per il presidente Musolino è una decisione inspiegabile con gravi conseguenze. Tragedia a Verona, un operaio di 60 anni è morto questa notte schiacciato dalla motrice di un treno. La procura ha aperto un'inchiesta. È percorribile dunque e utilizzabile il nuovo casello di Malo della Pedemontana, che sarà collegato con quello di Breganze. Nessuna cerimonia a causa del Covid. Vicenza, un detenuto si è scagliato contro gli agenti della polizia penitenziaria. 5 persone della scorta sono rimaste ferite e sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari. Si è negativizzato l'operatore dell'ex caserma Serena rientrato in Italia con il Covid. Resta positivo invece il richiedente asilo contagiato. Quarantena per l'intera struttura fino a domenica. Grande festa oggi a San Bartolomeo di Breda di Piave. Nonna Teresa Cattarina ha spento 106 candeline fra canti e abbracci, circondata da figli e nipoti. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. E dunque partiamo dal consueto punto stampa del presidente della regione Zaia, perché proprio la regione è al lavoro per modificare le regole relative al trasporto privato o pubblico, e poi la commissione ispettiva avviata invece all'ospedale di Verona per la morte da Citrobacter. Introdurre nuove linee guida sul trasporto. Sto parlando quantomeno del trasporto privato. Stiamo anche valutando, non ve lo nego, di affrontare il tema delle linee guida del trasporto pubblico tornando all'omologazione d'origine della capienza con la mascherina. Ora si lavora per far tornare il trasporto alla normalità. Sul trasporto privato la Regione sta pensando di modificare le linee guida ministeriali, ma è sul trasporto pubblico che potrebbe arrivare la vera novità, fortemente compromesso a causa delle limitazioni imposte dal Covid. Zaia guarda il modello inglese. La Gran Bretagna ha imposto l'obbligo di mascherina ma ha tolto quello di distanziamento di almeno 1 metro, così anche Francia e Germania. In Inghilterra questo l'hanno già fatto di default, cioè hanno obbligato tutti i cittadini a portare la mascherina all'interno dei trasporti pubblici, in modo tale che non si sono messi lì a discutere di ridurre la capienza dei mezzi. Necessario rivedere le norme per evitare la paralisi del trasporto pubblico, i cui bilanci sono già pesantemente colpiti dal calo dell'utenza. Contemporaneamente Zaia segue con particolare interesse l'evoluzione degli studi sui test rapidi, che andranno a sostituirsi ai tamponi per efficienza e tempestività. Potrebbero funzionare come un test di gravidanza, spiega, e mettere a riparo l'intero sistema da un'eventuale seconda ondata prevista per autunno. Quindi se funzionano, noi ne abbiamo alcuni che sono dichiarati come test rapidi a 10 minuti e beccano l'RNA del virus, quindi funzionano come il tampone. Adesso si tratta di capire se sono innanzitutto validati in laboratorio e dopodiché se saranno autorizzati ovviamente dall'Istituto Superiore di Sanità. Test rapido, condivisione dei dati, intervento tempestivo. Al Veneto stanno arrivando molti test dalle aziende e sono tutti in via di valutazione. Intanto la Regione ha annunciato oggi di aver istituito una commissione ispettiva sul caso del batterio killer alla maternità di Borgo Trento a Verona. La commissione si affiancherà a quella già interna dell'azienda ospedaliera. Ho chiesto che si istituisca, il dottor Mantoan mi ha firmato il decreto stamattina, una commissione definiamola ispettiva, perché tale è scritto così, per la vicenda Citrobacter di Verona. E ospite del presidente Zaia nella conferenza stampa quotidiana la direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova, la dottoressa Liviana Dadalt, che ha parlato del rapporto tra i bambini e il coronavirus. Si infettano in maniera molto meno frequente rispetto agli adulti e quando si infettano con malattie meno gravi. Avete visto i dati, abbiamo avuto 369 bambini su 19.200 adulti infettati e abbiamo avuto 13 ricoveri di bambini nella regione Veneto, a dire che la maggior parte dei bambini aveva una sintomatologia così lieve da essere gestita dal suo pediatra di famiglia a livello domiciliare.
I bambini dunque sembrano essere protetti dal coronavirus, si ammalano meno gravemente e con sintomi più lievi, un fenomeno oggetto di varie ipotesi, tra cui quella di una maggiore risposta immunologica. Ne ha parlato nel corso della conferenza stampa del governatore Zaia la dottoressa Dadalt, direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova, chiarendo vari dubbi, tra cui quello della contagiosità. Sicuramente possono presentare la malattia in maniera asintomatica, però è anche ragionevole pensare che quando sono asintomatici sicuramente sono dei potenziali trasmettitori, ma la carica virale è così bassa per cui noi diciamo non sono dei super trasmettitori. Certamente sono dei trasmettitori perché il virus lo albergano nelle vie aeree, ma così la letteratura pediatrica sta sempre più dicendo non sono dei super trasmettitori. Nonostante questo, Dadalt invita a vaccinare anche i più piccoli contro l'influenza. Essere protetti dall'influenza protegge se stessi, protegge chi ti sta intorno e toglie dal campo, in vista di un'eventuale ripresa dell'infezione da coronavirus, il problema dell'influenza. Altrimenti sarà molto difficile per noi, in assenza di test rapidissimi, differenziare i bambini che hanno un'influenza dai bambini che hanno un'infezione da coronavirus. Ritorna poi la questione della mascherina, di cui la dottoressa spiega il differente utilizzo in base all'età. Sotto i 2 anni addirittura è pericolosa, può essere pericolosa. Il bambino sotto i 2 anni ha delle vie aeree strette, la mascherina più piccola rispetto a quelle dell'adulto, la mascherina potrebbe essere parzialmente occludente, potrebbe anche occludere in maniera tale da soffocarlo se il bambino esce dal controllo dei genitori. Tra i 2 e i 6 anni i bambini la possono cominciare a portare, però sicuramente non la portano bene, la toccano, la allontanano, se la tolgono, si toccano il viso, toccano gli occhi e quindi questo può diventare più che protezione, fonte di infezione. I bambini invece sopra i 6 anni la mascherina deve essere nota ai bambini, i bambini devono essere educati a portarla. Ora veniamo alla cronaca, c'è stato un infortunio mortale sul lavoro poco dopo le 2 della notte appena trascorsa a Verona, in via Fenilon. Un uomo, un 60enne veronese, operaio di un'impresa ferroviaria che si occupa di traffico merci, è rimasto schiacciato da una motrice ferroviaria durante alcuni lavori di cantiere. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Alla guida del locomotore un macchinista di 40 anni. Sul posto il personale della polizia ferroviaria, indaga la procura e Rete Ferroviaria Italiana, oltre a esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari dell'operaio deceduto, ha annunciato di aver avviato anch'essa un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente. Intanto è bufera sul porto di Venezia dopo che il comitato di gestione ha bocciato a sorpresa il bilancio consuntivo 2019. Per il presidente Pino Musolino è una decisione inspiegabile e con gravi conseguenze. Semplicemente con 2 firme diverse. Pino Musolino sventola in aria le 2 dichiarazioni di voto contrario arrivate qualche ora prima durante la seduta del comitato di gestione del porto di Venezia che ha bocciato a sorpresa il bilancio consuntivo 2019. Il presidente dell'autorità portuale non si dà pace per una decisione che ritiene devastante per l'attività dell'ente che presiede e inspiegabile a fronte di 10 milioni e mezzo di euro di utili e 26 milioni di avanzi di bilancio. Faccio fatica a provare a razionalizzare l'irrazionale. Io so che noi abbiamo presentato un bilancio perfettamente in salute, perfettamente regolare, vistato dai revisori dei conti che sono nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal MIT, senza nessun tipo di rilievo o osservazione critica. Come è stato motivato il voto contrario? Non lo so, c'è stata una votazione con 2 dichiarazioni di voto identiche, analoghe, senza nemmeno aver cambiato il fonto, le virgole. Sono state fatte delle osservazioni che non sono o pertinenti o pienamente giustificate. Accanto a Musolino i rappresentanti delle compagnie dei lavoratori portuali di Venezia e Chioggia. Quanto accaduto stamattina non rende possibile utilizzare gli avanzi di amministrazione per distribuire fondi ai lavoratori portuali e alle imprese come stabilito dal decreto Rilancia Italia. Ci troveremo 150 portuali fra 10 giorni senza stipendio. E oltretutto senza un motivo valido da poter giustificare le cose. Per noi è un momento molto grave e pericoloso, a quasi chiusura societaria. I voti contrari al bilancio sono stati dai 2 membri del comitato di gestione nominati rispettivamente da Regione e Città Metropolitana di Venezia, ma Musolino respinge qualsiasi dietrologia.
Il Ministero è stato immediatamente informato stamattina nelle sue articolazioni tecniche, abbiamo dato una serie di indicazioni, poi ho cominciato anche a dare delle informazioni a più ampio spettro anche al Parlamento. Mi pare che ci sia un grandissimo cortocircuito tra quelle che sono le misure e i desiderata di un paese che chiede fai funzionare i porti e il lato concreto che i porti li sta facendo inciampare. Il Parlamento europeo ha dato il via libera a quasi 212 milioni di euro per l'Italia per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il Paese nel 2019. La relazione approva la proposta di stanziare 279 milioni dal Fondo di solidarietà dell'UE per far fronte ai danni provocati dal maltempo in Austria, Italia, Portogallo e Spagna lo scorso anno. La maggior parte di questi aiuti, 211,7 milioni, quindi va all'Italia per far fronte ai gravi danni provocati in larga parte del Paese tra ottobre e novembre 2019 da una serie di eventi meteorologici estremi culminati nell'alluvione di Venezia. Oggi proprio il presidente Zaia ha parlato anche dell'apertura del nuovo casello di Malo della Pedemontana che sarà collegato con quello di Breganze. Ci troviamo in questo momento a Breganze, come potete vedere c'è un grande cartello che ci dice appunto che per quanto riguarda la Pedemontana Veneta dal 18 di giugno, dunque da oggi è aperto il tratto Malo-Breganze, dunque si apre questo secondo tratto della grande infrastruttura che è destinata a collegare il Vicentino con il Trevigiano. Adesso abbiamo questi 10 km da Malo, si va fino alla Valdastico, dalla Valdastico a Breganze sono già 20 km su 94 km e mezzo. Questo è il casello di Breganze. Entrando in superstrada Pedemontana da questo punto si potrà poi proseguire verso la A31, la Valdastico, oppure proseguire verso il nuovo casello di Malo. Tanto per renderci conto meglio, vediamo il tracciato completo della Pedemontana. In rosso abbiamo evidenziato il tratto di superstrada che ad oggi è percorribile. Stiamo parlando di un'opera di 94 km e mezzo, 36 comuni, 14 caselli, opere per 2 miliardi 258 milioni di euro. E oltre i 94 km e mezzo del nastro d'asfalto ce ne sono altri 68 di opere di adduzione. Nel resto del tracciato i lavori proseguono a ritmo serrato, soprattutto nella parte vicentina dell'opera. Ecco i cantieri che incontriamo nel tratto da Breganze a Bassano. In alcuni punti l'infrastruttura è a buon punto, si lavora già all'asfaltatura. In altre zone, verso Marosticense, ruspe e camion sono all'opera. Io penso che se verosimile 2021 si chiude. Già a fine anno comunque avremo, da qui a fine anno se ne apriranno altri di stralci funzionali. Sa che da oggi apre anche il tratto verso Malo? Ah, benissimo. Io uso sempre l'autostrada. Ben vengano le nuove autovie. Grazie. E ora Vicenza, morsi e pugni, un detenuto si è scagliato contro gli agenti di polizia penitenziaria, 5 i feriti. Ancora un episodio di aggressione a Vicenza di un detenuto ai danni di agenti della polizia penitenziaria. L'uomo, un detenuto italiano sottoposto a regime di alta sicurezza, era all'ospedale San Bortolo per una visita quando improvvisamente ha dato in escandescenze, scagliandosi letteralmente contro 2 poliziotti di scorta, aggredendoli a morsi e sferrando ad un altro un pugno al volto che gli ha causato, oltre a danni fisici, anche la rottura degli occhiali da vista. 5 in tutto gli agenti che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Le prognosi variano dagli 8 ai 2 giorni. L'aggressore è stato immediatamente riportato alla casa circondariale di Vicenza. Grazie alla professionalità degli agenti si è evitato un eventuale coinvolgimento dei sanitari del reparto. Un fatto gravissimo, l'ennesimo, stigmatizza Leonardo Angiulli, segretario regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria del Triveneto. 9 le aggressioni, 10 con quella di oggi ad agenti dall'inizio dell'anno, una ventina quelle ai feriti per complessivi 100 giorni di prognosi. Un carcere che oggi conta 286 detenuti, un centinaio quelli sottoposti ad alta sicurezza, mentre il numero degli agenti si ferma a 196. Una situazione esplosiva che è stata rimarcata in occasione della visita del segretario della Lega Matteo Salvini. Ci fermiamo ora per un piccolo break, rimanete con noi. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Si è negativizzato l'operatore dell'ex caserma Serena di Treviso, rientrato in Italia con il Covid. Oggi ha potuto lasciare l'ospedale, resta positivo invece il richiedente asilo contagiato.
È stato dimesso in giornata dal reparto di malattie infettive dell'ospedale di Treviso l'operatore pakistano in servizio all'ex caserma Serena di Dosson, rientrato dal paese d'origine positivo al Covid-19. Il secondo tampone è risultato negativo e il 54enne ha potuto lasciare l'ospedale. Il tampone dell'altro contagiato, un ospite nigeriano, ha dato nuovamente esito positivo, anche se con bassa carica. Sarà sottoposto nuovamente all'esame domani e a titolo precauzionale verrà eseguito un nuovo tampone sui contatti più stretti dei due soggetti, 6 ospiti e gli operatori della nuova facility che ha in gestione la struttura. Tutti in quarantena fino a domenica, salvo imprevisti, tra loro anche Patrice Kouame, 37 anni, della Costa d'Avorio, arrivato in Italia su un barcone 3 anni fa. Patrice la quarantena la sta utilizzando per studiare. Tra una settimana all'Istituto Giorgi Fermi di Treviso affronterà l'esame di maturità. Lui, che in patria prima dello scoppio della guerra civile studiava economia, al suo arrivo all'ex Serena non sapeva neppure una parola di italiano, neanche per spiegare cosa prendeva a colazione. Quando ho finito di fare la colazione sono andato al mediatore per chiedere che io voglio andare a scuola, voglio imparare la lingua. Il corso base, le medie, nel frattempo le serali di meccanica, ora la maturità. Mi fa paura perché non ho mai fatto questo tipo di esame in un altro paese che il mio paese di nascita. Sogna all'università Patrice e di trovare lavoro qui. Per fare anche ingegneria di metalmeccanica, se possibile. È l'Italia che mi ha dato questa opportunità, quindi deve rimanere in Italia per lavorare. Scade oggi a mezzanotte il termine ultimo per presentare domanda al fondo di indennizzo per i risparmiatori delle banche popolari venete. Nel fondo sono stati stanziati oltre 1,5 miliardi di euro, cioè 525 milioni di euro per ogni anno del triennio 2019-2021. Sarà necessario presentare una domanda a una commissione tecnica di esperti creata ad hoc, allegando tutte le prove di aver subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del testo unico in materia finanziaria. In vista delle elezioni regionali, la presa di posizione dell'assessore leghista Roberto Marcato, che avverte gli alleati di centrodestra: o siamo d'accordo sull'autonomia o noi corriamo da soli. O autonomia o andiamo da soli. Soli per l'autonomia potrebbe essere lo slogan di questa campagna elettorale. Se non dovessero firmare, sì, assolutamente sì. Lega pronta a correre da sola alle regionali, parola di Roberto Marcato. L'assessore non usa mezzi termini, la questione dell'autonomia è prioritaria. Se gli alleati storici di centrodestra come Fratelli d'Italia e Forza Italia non si impegnano e sono troppo statalisti, dice Marcato, meglio la corsa solitaria in Veneto. Non è una questione ideologica o preconcettuale, io l'ho sempre detto, il nostro obiettivo è e rimane l'autonomia del Veneto. Questa è la madre di tutte le battaglie, è il punto principale dell'agenda politica di qualsiasi rapporto si abbia con il territorio. Per cui guardi, io non ho nessun problema. Se il segretario, la Meloni di Fratelli d'Italia, il segretario di Forza Italia Berlusconi, assieme al nostro segretario Salvini, firmano un patto di sangue per cui si fa l'autonomia, badate bene, l'autonomia che abbiamo presentato noi, non le autonomie su cui poi apriamo eventualmente un dibattito per vedere se è una turbo-autonomia, un'autonomia a trazione anteriore o posteriore. No, capiamoci. Noi abbiamo mandato una delegazione trattante che ha portato una proposta di autonomia al governo. Noi vogliamo quell'autonomia. Firmano che in un eventuale governo di centrodestra il primo punto all'ordine del giorno è l'autonomia del Veneto. Quell'autonomia? Nessun problema. Non c'è questa firma, io francamente l'ho sempre detto, è meglio andare da soli. Cambiamo pagina. Contro l'invasione della cimice asiatica arriva la Vespa Samurai, primo lancio in assoluto a Cittadella. Eccolo il primo lancio della Vespa Samurai, il Trisolcus japonicus, piccolo imenottero 2 mm circa, in grado di combattere il nemico numero 1 dei frutteti, la terribile cimice asiatica. In un'azienda produttrice di kiwi di Cittadella, liberate le prime 100 femmine, i primi 10 maschi. Lanci anche a Barbona nella Bassa Padovana e a Grezzana nel Veronese, una lotta che dura da 4 anni nel Veneto. Ci sono voluti 3 decreti dei vari ministeri più il decreto del Presidente della Repubblica e alla fine grazie comunque anche al nostro finanziamento di 4,5 milioni di euro assieme all'Università di Padova abbiamo allevato
più di 350.000 di questi insetti che oggi lanceremo su 106 siti della nostra regione. Al lavoro in sinergia Regione tutte le associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura, CIA e il Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova. L'allevamento è in laboratorio in condizioni controllate dove noi forniamo, si può vedere qui, un'ovatura di cimice, alleviamo le cimici, da questi otteniamo le uova. Le uova vengono offerte agli adulti, alle femmine di Vespa samurai, che depongono le loro uova all'interno di queste. La funzione del parassitoide è quella di mangiare dall'interno le uova, utilizzare il contenuto delle uova per raggiungere e completare lo sviluppo, e quindi dall'uovo della cimice non esce più una cimice ma esce una Vespa samurai, e la Vespa samurai non è dannosa in agricoltura a differenza della cimice. Non pericolosa in agricoltura, non pericolosa per l'uomo. In ogni sito ci saranno 2 lanci. I danni in questi anni ingentissimi, non solo ai frutteti. L'anno scorso addirittura non ci eravamo accorti, si sono preparati durante la fioritura, e quando siamo intervenuti era già troppo tardi, e quindi abbiamo avuto una perdita di circa il 60%. Colpisce i cereali, colpisce la soia, colpisce molte colture, noce stesso, nocciolo, e questo determina gravissimi danni. Finalmente si è passati dalle parole ai fatti. Un progetto che durerà 3 anni fino al 2023, anno in cui l'agricoltura veneta spera di aver arginato il grave problema. Ora con le immagini a San Bartolomeo di Breda di Piave, dove oggi ha festeggiato la bella età di 106 anni nonna Teresa Cattarin, la persona più anziana di Breda, certamente tra le più longeve del Veneto, nata nel 14, quarta di ben 14 fratelli. Teresa Cattarin ha sempre mantenuto uno stretto legame con la propria terra, dove ha vissuto anche dopo il matrimonio con Emilio Menuzzo, da cui ha avuto 3 figli. Alla festa c'erano anche i fratelli novantenni Giuseppe, Lino e Rosetta, e poi è andata a trovarla anche il sindaco di Breda Moreno Rossetto, che ha partecipato dunque a questa grande festa per i 106 anni di nonna Teresa. Queste dunque le immagini e le canzoni. Vi ricordo in chiusura di continuare a mandarci i vostri video per lo spazio dedicato ai bimbi in TV. Numero di WhatsApp 351 1755 340. Non foto dunque, ma dei brevi video, possibilmente realizzati in orizzontale, che poi noi manderemo in onda al termine dei nostri telegiornali. È tutto, grazie per averci seguito. Vi lascio le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento, sarà una giornata in buona parte all'insegna del bel tempo, ma ancora con qualche disturbo. Il dettaglio di venerdì 19 giugno. Sul Veneto sarà in genere asciutto e stabile, con ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia, durante le ore pomeridiane non si escludono locali acquazzoni sui rilievi, localmente fin verso le aree limitrofe pianeggianti. Temperature minime tra i 13 e i 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 27 gradi all'incirca. E ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una giornata all'insegna del sole, solo con isolati rovesci durante le ore pomeridiane sui settori montuosi. Temperature minime fino a 18 gradi, massime invece tra i 25 e i 26 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, inizialmente bel tempo, poi qualche fenomeno temporalesco a carattere sparso. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece fino a 26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.